Il blitz dei carabinieri è scattato questa mattina. I militari hanno arrestato 4 persone, 3 residenti a Napoli ed un 45enne di Oderzo. Una quinta persona della provincia di Bari ha invece l'obbligo di dimora nel comune di residenza e sono 22 i decreti di perquisizione emessi nei confronti dei destinatari delle misure cautelari, nonché di ulteriori persone che a vario titolo collaborano con la società di catering operante a livello nazionale. L'accusa è quella di frode nelle pubbliche forniture nella forma aggravata, avendo come oggetto sostanze alimentari. Fra i comuni che hanno subito il danno ce ne sono 3 della Marca, Cimadolmo, San Paolo di Piave e Motta di Livenza, che avevano affidato in appalto i servizi di ristorazione scolastica e di fornitura di pasti a domicilio alla società interessata dalle indagini. L'operazione è scattata dopo alcune segnalazioni dei genitori nel febbraio del 2020. In pratica sono stati evidenziati diversi disservizi. I più gravi riguardano la presenza di corpi estranei nei pasti, le scarse quantità delle porzioni, la non rispondenza dei pasti a quanto previsto dal menù, le temperature di trasporto dei pasti non idonee, i tempi di consegna non rispondenti a quanto contrattualmente previsto. L'attività investigativa, attraverso le numerose ispezioni svolte nei centri di cottura di Rude Tarcento a Udine e Motta di Livenza, nonché nelle mense delle scuole e l'analisi dei documenti di gare delle forniture delle derrate alimentari, ha consentito di suffragare in via oggettiva la continuata e pressoché generalizzata violazione delle clausole di appalto relative ad aspetti essenziali dei servizi affidati alla società napoletana. I fermati dai carabinieri sono stati posti agli arresti domiciliari.